canto numero 274. Luce divina splende di te, il segreto del mattino. Luce di Cristo sei per noi, terza voce di sapienza. Tu per nome tutti chiami alla gioia dell'incontro. Fervido fuoco scendi ancor nella chiesa dei redenti. Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci spingi, rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza fine. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Miei fratelli, sorelle, celebriamo il mistero della Pentecoste cristiana con la presenza dello Spirito di Gesù in mezzo a noi, a questo Spirito che è il dono pasquale di Gesù, chiesto al Padre in aiuto per la sua Chiesa. Domandiamo luce, luce che illumini il nostro cammino, che dia un po' di coraggio, un po' di gioia alla nostra vita e ci aiuti a compiere con generosità la nostra vocazione. Lo Spirito di Gesù ci ottenga la benevolenza del Padre con il suo amore e il suo perdono. Fratelli e sorelle, invochiamo la misericordia di Dio per tutte le volte che abbiamo peccato contro la carità. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo che sei la parola di verità che illumina il mondo, Christe eleison. Signore, che sei inviato dal Padre per fare di noi un popolo nuovo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo,
Spirito Santo, nella gloria. Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rese turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfiglia, dell'Egitto e delle parti di Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseli, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Manda il tuo Spirito, Signore, rinnovare la terra. Insieme. Il tuo Spirito, Signore, dare la vita mia, quante sono le tue ore.
attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito, parola di Dio. Ed ora la sequenza, la prima parte il solista, la seconda insieme. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni luce dei cuori. Voi? Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo della fatica, riposo, della riparo, del pianto con Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nel nulla senza colpa. lava ciò che è sordido, che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, da ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Vieni Santo Spirito, riempi i tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte, si trovava timore nelle stelle di pace. Detto questo, mostrò loro le mani e i discepoli irono se lo facevano voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, dopo 50 giorni della Pasqua di Gesù celebriamo, la Chiesa con gioia celebra la Pasqua cristiana, la presenza dello Spirito Santo in mezzo a noi.
Con la venuta del Paraclito si realizza la pienezza vero cristiano, Gesù che muore salvezza, che risorge e ritorna al Padre a riprendere la gloria che aveva salendo al cielo. Gesù aveva promesso ai suoi che non li avrebbe mai abbandonati, non li avrebbe mai lasciati soli, ma avrebbe mandato loro lo Spirito Santo come maestro e guida. Pregherò il Padre e il Padre mi manderà un altro difensore, ma estremamente efficace. E ricordiamo insieme anche la nascita, perché è proprio nella Pentecoste che la Chiesa è generata e donata al mondo. Gesù, salendo al cielo, aveva ordinato di non allontanarsi di Gerusalemme, ma di attendere l'avverarsi, il compimento delle promesse del Padre. Fra giorni saranno battezzati Spirito Santo e gli apostoli con Maria si raccolgono nel cenacolo in preghiera e attendono lo Spirito promesso. Il libro degli Atti degli Apostoli, come abbiamo sentito, ci raccontano la Pentecoste come una manifestazione grandiosa che ce le offrì e le confessai dito con i sei del dopo tettai le mie parole, i miei comandamenti, io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. Nasceva così il popolo eletto, guidato da Mosè. Hai un momento interessante per il popolo in cammino. Mentre il monte Sinai era scosso dal terremoto, dal fuoco, nascosto dalla nube. Tutti questi sono segni esterni, iono la presenza di Dio invisibile. Su questa radice della Pentecoste si innesta con la presenza dello Spirito Santo, la nascita del nuovo popolo di Chiesa. Luca così ci scrive negli anni, ordini dal cielo si udì un grande livello di dove si trovavano gli apostoli, parvero loro come lingue di fuoco che si divisero, si posarono su ciascuno dei presenti, i quali ripieni di Spirito Santo parlavano lingue che non conoscevano,
che lo Spirito dava loro modo di esprimersi. A quel rumore una folla dalla città corse al cenacolo e rimase sorpresa e anche turbata al vedere di quello che stava accadendo, mentre gli stranieri presenti a Gerusalemme per la festa, ammirati, dicevano: ma noi li sentiamo dire nella nostra lingua le figlie di Gesù aveva avuto la sua promessa: vi manderò Consolatore. Con la Santo, la piccola comunità dei credenti in Gesù, presente a Gerusalemme, ormai è pronta per dare la sua testimonianza, per dire che Gesù è risorto. Gesù aveva assicurato i suoi: riceverete una grande, una permetterà di essere testimoni ovunque, Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino ai fini ultimi del mondo. Da quel giorno la Chiesa di Gesù è in cammino ovunque e lo Spirito accompagna i suoi apostoli, i suoi missionari, i suoi testimoni. È l'inizio di un'avventura, dobbiamo dire realmente un'avventura sovrumana, non arrivata a noi. Fosse stato lo Spirito di Gesù ad animare la comunità, testimonianza di Dio. Certo non sarà un'impresa facile, la Chiesa, però Gesù aveva preparato i suoi. Tuttavia appariranno subito le ostilità, le persecuzioni, l'odio del mondo. Gesù aveva detto: il mondo vi odierà perché non mi appartenete, perché io vi ho scelti dal mondo. Vi troverete come pecore in mezzo ai lupi, ma non non avrete armi in mano, io sarò con voi fino alla fine. E la Chiesa continua con la sua fragilità di sempre, continua la sua missione nel mondo anche oggi, guidata dallo Spirito che la conduce e protegge. Fratelli miei, il Papa San Paolo VI così amava descrivere la venuta dello Spirito Santo questo giorno di Pentecoste e diceva: la Pentecoste è una festa che non finisce, dura ancora sempre, come se un fuoco è stato acceso, come un'esplosione di gioia infinita. Mai una festa così inebriante, così esaltante. Per chi ha fede è proprio così, la presenza dello Spirito Santo in mezzo a noi. Lo Spirito Santo, allora, che è Signore e dà la vita. Lo Spirito Santo ci guidi e ci protegga in questi nostri tempi che non sono facili e ci aiuti a vivere con gioia la nostra vocazione, ricolmi della pienezza.
facciamo l'azione di fede apostolica. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede a destra di Dio Padre. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione, la vita. Fratelli e sorelle, guidati dalla grazia dello Spirito Santo, invochiamo l'abbondanza dei suoi doni sulla Chiesa e sul mondo intero. Con fiducia diciamo: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i pastori del popolo di Dio, lo Spirito Santo li illumini e li sostenga nell'annuncio del Vangelo e nella testimonianza della vita. Preghiamo. Per quanti in autorità, lo Spirito del Signore doni loro discernimento e saggezza per orientarne l'azione a favore della pace e del bene comune. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per gli ammalati e i sofferenti che abbiamo nelle nostre case, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo, sentano il conforto dello Spirito Consolatore. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per la nostra comunità, piccola Chiesa, il Signore risorto la nutra con la sua parola e lo Spirito Santo la custodisca nell'unità. Preghiamo. O Padre, che con i doni dello Spirito Santo rinnovi sempre la tua Chiesa, guidala nel cammino dell'unità e l'impegno della missione verso tutti i popoli, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Uomini pentiti accogli, o Signore, il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, sorelle, perché questo nostro sacrificio, dalla presenza dello Spirito di Gesù, diventi gradito a Dio Padre Onnipotente.
Manda, o Padre, lo Spirito Santo, promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio, ci apra la conoscenza della verità tutela per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione. In Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. Con l'assemblea dei santi e degli angeli proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto lui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, confiandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice di nuovo, vi rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, in memoria di me. È mio della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offro, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare in tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo, un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa,
diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i punti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, di onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora, come Gesù ci ha insegnato, Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri da ogni l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati, la cena dell'agnello. Corpo sangue di Cristo vi guardino per la Canto vita. numero 492. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni.
pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai proventi e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché noi riviviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza.
per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Continua la preghiera del Rosario in santuario alle 18. Mercoledì 31 vi sarà la chiusura con la preghiera di affidamento alla Madre di Gesù Maria. La solennità odierna sarà accompagnata con il coro Siqueris Chelidon nelle Sante Messe delle ore 9, 3 e 11. Dopo la Santa Messa delle ore 11, alcuni giovani di Gemona che parteciperanno alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona offriranno torte casalinghe per raccogliere qualche aiuto per il loro viaggio. È opportuno accompagnare questi giovani che vanno a incontrare il Papa e la gioventù a Lisbona. Il mio primo venerdì del mese sarà in santuario l'adorazione eucaristica dalle 9:30 alle 12. Il giorno 2 è festa della Repubblica Italiana. Non dimentichiamoci che siamo anche italiani. Preghiamo il Signore che ci dia soprattutto la pace con il suo spirito. Che il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. A tutti una buona Pentecoste. Il 480. Vergine Santa, ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portate il Redentore, piena di grazia noi ti lodiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.